Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la manifestazione contro il caro energia che si sta svolgendo a Palermo. Leoluca Orlando e Mario Emanuele Albano, presidente e segretario generale dell'ANCI Sicilia, dicono che le ragioni del corteo di oggi stanno particolarmente a cuore anche al sistema degli enti locali. È bene ricordare, sottolineano, che la crisi legata all'aumento dei costi dell'elettricità e del gas colpisce doppiamente i comuni che, da un lato, stanno sopportando maggiori e insostenibili costi che gravano sui bilanci e dall'altro risentono indirettamente della grave crisi che sta colpendo il mondo delle imprese e che sta impoverendo i cittadini, anche in considerazione del fatto che si registra una minore riscossione dei tributi locali, in special modo della Tari. Siamo convinti, aggiungono, che nel breve periodo occorrano interventi urgenti di sostegno a cittadini, imprese e comuni. Potrebbe essere vicina la svolta sul caso di Salvatore Chiofalo, scomparso nel 2016 nel Messinese. I carabinieri hanno riaperto infatti le indagini e in queste ore sono in corso diversi sopralluoghi nei boschi sopra Barcellona Pozzo di Gotto. I militari pattugliano un'area dove sono state trovate importanti tracce riconducibili all'uomo. I carabinieri stanno ricostruendo, anche con l'utilizzo di tecnologie più avanzate, gli ultimi spostamenti di Chiofalo. Il cerchio dunque si sta stringendo in località Fonda Carso, dove nel 2021 è stato rinvenuto un teschio umano. Proprio in questi giorni i carabinieri del RIS di Messina stanno concludendo gli ultimi esami di laboratorio per estrarre il DNA e confrontarlo con il patrimonio genetico dei parenti dello scomparso. Catania è all'ultima posizione nella classifica generale di Ecosistema Urbano 2022, il rapporto realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che fotografa le performance ambientali delle 105 città capoluogo di provincia d'Italia, prendendo in esame 18 indicatori raggruppati in 5 macroaree: aria, acqua, ambiente, rifiuti, mobilità, in base ai dati registrati nel 2021. Male anche Palermo al penultimo posto, Messina al 98esimo e Siracusa al 96esimo. È stato Dario Safina eletto nella provincia di Trapani nelle liste del PD, il primo deputato regionale a presentarsi a Palazzo dei Normanni nella prima giornata dedicata all'accoglienza dei neoparlamentari della 18ª legislatura. Gli onorevoli vengono accolti in Sala Verde dalla segreteria generale, che per i primi adempimenti, la fotografia, la consegna del tesserino e il riconoscimento vocale con la lettura di una formula. Domani prevista una seconda giornata di accoglienza. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.